Sai che il ricordo più bello che ho con mia madre è di un giorno alla fiera. Mi venne a prendere a scuola dicendo che avevamo un impegno di famiglia interrogabile. E poi andammo a dare da mangiare alle caprette. Mi ricordo che si mise a ridere quando una capretta le leccò la mano. E poi mi persi nella casa degli specchi. E quindi per consolarmi mi comprò dei palloncini. Poi, quando fummo nel punto più alto della ruota panoramica, mi guardò e mi disse di lasciarli andare. Dopo che lo feci, mi disse: vedi Kate, solo perché non li vedi non significa che non siano ancora lì. Poi tornammo a casa e si mise a cucinare gli spaghetti. Era una cosa strana perché lei non cucinava mai. Ci chiese anche se volessimo del gelato. Quindi prese le chiavi e uscì di casa. Solo che guidò fino a qui. Lasciò la macchina in mezzo alla carreggiata, superò la ringhiera e si lasciò andare. Pensa che mio padre scrisse nel necrologio che era morto per una malattia. Quindi vedi, io non ho il lusso di poter litigare con mia madre solo per delle stronzate. Perché ho solo mio padre. E sinceramente non lo so che cosa tu abbia fatto per rovinare la felicità che aveva con tua madre. Però sono incazzata con te perché non sei l'unica ad avere dei problemi, capisci?